Una fiera che funziona molto per la partecipazione anche dall'estero, e di estero è importante anche parlare in chiave di futuro delle piccole e medie imprese, e lo facciamo grazie a un premio che è stato appunto avviato dalla società di Nicola Giannesin. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Consulente d'impresa, e raccontare le PMI è questa iniziativa che di cosa vuol far parlare? Diciamo che l'obiettivo di questa iniziativa è quello di far sì che si parli sempre di più e in modo convincente dell'esperienza che può portare un'azienda, una piccola e media impresa che si ripensa dal punto di vista organizzativo e cerca di trovare nuovi sbocchi. Sappiamo molto bene di quanto sia difficile in questo momento per le imprese trovare mercati nuovi. Allora l'idea di questo premio è premiamo il giornalista che meglio descrive questo tipo di iniziativa, in modo che così creiamo cultura, creiamo esempi, creiamo anche storie che danno entusiasmo per molte imprese che in questo momento stanno cercando la loro via per uscire da questo momento molto complicato. Quindi in 2 edizioni precedenti avete premiato le aziende direttamente, sì, adesso sì. Cercate un po' i cantori di queste storie di impresa. Diciamo che l'obiettivo in generale dell'iniziativa Nord-Vest è quello appunto di valorizzare i talenti del Nord-Est. Siamo partiti con 2 edizioni, abbiamo premiato 2 aziende, la Nardini di Bassano e Geoplast del Padovano, 2 aziende che hanno fatto progetti importanti sullo sviluppo internazionale. Adesso, per cercare di dare ancora maggior visibilità, maggior esempio, maggiori spunti, abbiamo deciso di premiare chi le racconta, appunto i cantori, diciamo, no, come nel Medioevo, che portano le storie costruttive e positive di questa realtà che, come tutti dicono, e in effetti costituisce la spina dorsale dell'economia nazionale. Abbiamo detto aperta a giornalisti, pubblicisti e professionisti che devono scrivere dove e pubblicare appunto dove questa Diciamo, l'obiettivo è tutti gli articoli in forma cartacea ma anche elettronica, piuttosto che di video, in tutte le forme che ormai la tecnologia mette a disposizione, con il termine del 31 marzo 2014 per tutti i giornalisti che sono iscritti all'Ordine del Veneto. Quindi massima libertà in termini di forme, l'importante è che il focus sia un modo originale e interessante per raccontare queste PMI. Quindi la parola adesso ai giornalisti, però al consulente chiedo, queste imprese devono in questo momento assolutamente operare con l'estero? Diremo che le statistiche parlano chiaro. Le uniche aziende che in questo momento riescono ad avere mercato e a crescere sono aziende che hanno da un lato investito nell'eccellenza interna, eccellenza organizzativa, eccellenza manifatturiera, eccellenza nei sistemi di controllo, ma che poi trovano nei mercati esteri un modo per mettere a frutto questa eccellenza, perché purtroppo il mercato domestico, ma anche il mercato europeo tradizionale, è un mercato stabile o a volte in decrescita. Ci sono invece mercati importanti, dalla Turchia al Brasile, all'India, alla Russia, che sono mercati invece che offrono grandi opportunità. È chiaro che cambia un po' il modo, no, con cui affrontarli, perché è molto più complesso pensare prodotti per questi mercati, pensare a catene distributive, e quindi da questo il motivo anche di creare degli esempi che possono aiutare. No? Ultima cosa, c'è un sito dove poter trovare informazioni per questo concorso? Sicuramente. Diciamo che il sito principale è il nostro, e quindi è giannesincanepari.com. Da lì poi può esserci la navigazione su tutte le informazioni necessarie per aderire al bando, per vedere anche le iniziative già in corso e per poter far sì che, diciamo, anche un articolo possa concorrere a questo premio. Grazie dunque a Nicola Giannesin. Grazie. Raccontare le PMI. Trovate appunto, come detto, su le informazioni. Buona giornata.